Potrà contare sulla collaborazione di una comunità attiva, Don Daniele Beronio, che ha fatto il suo ingresso come parroco nelle comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi. Il sindaco Giuseppino Maschio lo ha accolto sul piazzale in un clima di festa. Sono certo, ha aggiunto, che il nuovo parroco saprà indirizzare queste forze verso mete importanti. È seguita la messa animata dal coro, concelebrata dai sacerdoti delle comunità della Valle Sturla e della Val Fontana Buona, dove Don Daniele ha prestato servizio per diversi anni. Don Daniele rimane nei nostri pensieri e quindi quando vorrà venire, diciamo così, a tornare anche per un solo attimo insieme a noi, in qualsiasi momento, se le porte sono sempre aperte. Nell'omelia il vescovo ha invitato i parrocchiani della Valle Sturla a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari, della quale sono entrati a far parte nel 1989, quando ci fu il passaggio dalla diocesi di Piacenza Bobbio. Don Beronio è di fatto il primo parroco nominato dalla chiesa di Chiavari. Sono molto felice dell'arrivo di Don Daniele, quindi bene, un prete giovane, speriamo che ha delle belle iniziative per noi giovani, per i ragazzi, per i post cresima, quindi molto contenti proprio, veramente felici e ben arrivato. Chiedo a Don Daniele di rafforzare il vincolo con la Chiesa chiavarese, di vivere la vita della comunità diocesana per vivere bene la vita delle comunità parrocchiali, ha aggiunto Monsignor Tanasini. Dopo il rito in chiesa è seguito un momento di festa sul piazzale offerto dai fedeli della comunità. Una giornata importante per te, quale sentimento? Ma innanzitutto di gratitudine nei confronti dei miei, se posso chiamarli ex parrocchiani, perché davvero sono stati per me preziosi, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto diventare tutto sommato anche quello che sono, anche per merito loro, per merito del loro incoraggiamento, del loro amore e del loro esserci sempre. Vediamo una comunità viva, Borzonasca, anche questo far festa anche dopo. Sì, ma io penso che tutte le comunità siano vive. Credo che noi abbiamo un compito molto importante, come ci diceva già, ci ricordava il Vescovo, quello di essere per loro, ecco, per loro e cercare di aiutarli proprio in questo, a non morire ma a vivere.